È la seconda volta che partecipo a un convegno dell'OIC e quest'anno in particolare ho avuto la sensazione come quando vai al Louvre e cerchi di visitarlo in un giorno solo. Tante cose che meriterebbero di essere sviluppate in diversi giorni, perché ogni relatore presentava un mondo da esplorare su vari fronti. Insomma, un argomento che mi ha stimolato nuovamente è il fatto dell'aspetto della prevenzione. Si tende a dare per quasi scontato che l'Alzheimer, la demenza in generale, sia un qualcosa di ineluttabile, per cui quando c'è una diagnosi così nefasta non c'è niente che si può fare, e il sapere che c'è invece un ambito di prevenzione è un qualcosa che forse non viene abbastanza messo a fuoco. Visto i numeri a quello che sarà presumibilmente lo sviluppo purtroppo negativo dell'aumento delle demenze e dell'Alzheimer in generale, il fatto di avere un margine di tolleranza rispetto a potenziali situazioni che dal mild cognitive impairment possono non sviluppare in demenza è un qualcosa che sicuramente va sottolineato in maniera forte. Dopodiché un'altra questione è quella forse politica. Ci vogliono risorse, ci vuole una sensibilizzazione alle alte sfere che parte dal basso, da chi è in trincea come noi, ma che deve arrivare più in alto. Il fatto di aver saputo che non c'è stato nel PRR nessun intervento riguardo questo mondo, insomma, è un qualcosa che mi ha fatto un po' muovere dalla poltrona. E poi comunque il fatto che c'è anche qualche luce, nel senso che al di là dei nuovi farmaci che sembrano essere utilizzabili da alcuni soggetti, l'accenno che è stato fatto a una tipologia di litio come un integratore che potrebbe prevenire e addirittura far regredire in certi casi situazioni dementigene, se si va in questa direzione potrebbe essere insomma rivoluzionario. Ultima cosa a cui ho partecipato, il workshop riguardo l'intelligenza artificiale, è comunque l'innovazione che in qualche modo ci caratterizzerà prossimamente. Anche questo è un aspetto molto interessante e di cui si sentirà parlare sempre più, perché al di là delle comprensibili resistenze legate al timore di non saper gestire la cosa, quanto è stato riferito a questo workshop del miglioramento che sembra esserci dal punto di vista della riduzione delle contenzioni, riduzione delle cadute, della maggior disponibilità del tempo da parte degli infermieri per le attività che non siano di pura somministrazione farmaci, già questo di per sé è un qualcosa che è assolutamente interessante e che credo che insomma approfondirò prossimamente. È un altro dei concetti che è emerso oggi, cioè quello della rete, quello del fare le cose insieme e quindi di implementare il più possibile le conoscenze di ognuno e fare in modo che tutto questo vada a ricadere sul benessere dell'ospite ma anche del lavoratore, perché alla fine sono due cose che comunque vanno di pari passo, e quindi il fatto di fare rete significa anche che tutti sono al corrente di tutto, la comunicazione è efficace e quindi si può risolvere con tempi minori e in modo più diretto le problematiche che possono emergere, insomma.